Approda in Sicilia l'atteso docufilm del regista agrigentino Tony Trupia e del giornalista e scrittore Carmelo Sardo, Ero Malerba, che racconta la storia del detenuto ergastolano Giuseppe Grassonelli di Porto Empedocle, dopo aver vinto il Festival internazionale Visioni del Mondo a Milano, aggiudicandosi entrambi i premi, giuria esperti e giuria giovani. E dopo aver appassionato gli spettatori di Roma, Ero Malerba sbarca nelle sale cinematografiche siciliane. Prima tappa, il cinema Mezzano a Porto Empedocle. Scelta non casuale, perché il protagonista è originario di Porto Empedocle e la storia si evolve in ampia parte a Porto Empedocle, a cavallo tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 e la contestuale guerra di mafia tra Cosa Nostra e Stigia. Il docufilm è in proiezione ogni sera fino a venerdì prossimo 30 dicembre, dalle ore 20:30 in poi. L'intervista a Carmelo Sardo. Da un libro di straordinario successo, Qual è stato e qual è Malerba, edito da Mondadori, scritto a quattro mani da Carmelo Sardo e Giuseppe Grassonelli, ad un docufilm di altrettanto straordinario successo come testimoniato dai primi esordi a Milano e a Roma. Ero Malerba. Sì, siamo molto soddisfatti perché il docufilm firmato da Tony Trupia è andato ben al di là di ogni nostra aspettativa, perché vincere un festival internazionale del documentario a Milano come Visioni dal Mondo e aver vinto in entrambe le competizioni, perché Ero Malerba si è aggiudicato, giova ricordarlo, sia il premio della cosiddetta giuria tecnica, cioè la giuria fatta di esperti, di registi, sceneggiatori, giornalisti, e aver vinto il premio dei giovani, cioè una giuria composta da giovani laureandi, è stata una soddisfazione veramente enorme, anche perché in Italia capita raramente che in un festival con due diverse competizioni vinca lo stesso docufilm. Quindi questo che cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che è passato il messaggio che noi abbiamo voluto lanciare e vogliamo lanciare con questo documentario, e non è casuale la scelta delle prime proiezioni proprio a Porto Empedocle, dove tutto comincia. Il messaggio che vogliamo che passasse, che già è passato, è che in un'epoca così difficile, così dura come sono stati quegli anni a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90, dove purtroppo si uccideva e si ammazzava in provincia di Agrigento con un ritmo veramente inquietante, ecco la fine che hanno fatto coloro che sono stati coinvolti in quella guerra di mafia. Chi non è morto e non ha deciso di collaborare con la giustizia è sepolto in galera per tutta la vita terrena, come nel caso di Giuseppe. Giuseppe non ha mai voluto collaborare con la giustizia e ha deciso però di mettersi a nudo e di dimostrare che dopo 24 anni di ininterrotta detenzione lui oggi è un uomo completamente nuovo, completamente diverso, che rinnega quel passato di orrori e di dolori e che lancia un messaggio alle nuove generazioni. Quindi Porto Empedocle anche per questo, per lanciare un messaggio a tutti coloro che sono cresciuti in questa città. Io stesso sono nato a Porto Empedocle, quindi i nostri figli, i figli dei nostri figli, dovranno avere attraverso questo documentario la percezione che il male che è successo qui, dal male possa derivare, deve derivare una rinascita culturale, etica e morale. E Giuseppe dice proprio questo: non emulate quello che io sono stato, perché altrimenti farete questa fine, sepolti in galera per tutto il resto della propria vita. Ero Malerba approda in Sicilia. La prima tappa a Porto Empedocle e non è una scelta casuale. Giuseppe Grassonelli è di Porto Empedocle. Peraltro noi registriamo l'intervista a poche decine di metri dal luogo dove il 21 settembre 1986 Giuseppe Grassonelli fu vittima della prima strage di Porto Empedocle, che segnò poi in futuro il suo salto verso la criminalità. Per singolare coincidenza, perché veramente poi le cose nella vita tornano e ritornano, quel 21 settembre dell'86 era l'ultima domenica d'estate, 5 minuti dopo, mi dispiace dire questa espressione ma è quella, con i cadaveri ancora caldi, ancora per terra sul marciapiede, pensate, io stavo
venendo a cinema proprio qui da Mezzano, dove proiettiamo Ero Malerba. E venni bloccato, mi ricordo, dalla polizia e venni mandato indietro. Io posteggiai la macchina, mi avvicinai davanti l'allora bar albanese e c'era quello che Giuseppe Grassonelli definisce un Vietnam. E la cosa più straordinaria nel dramma di quella vicenda è che oggi, sostanzialmente 30 anni dopo, noi siamo qui a raccontare quella serata da cui tutto comincia. Cominciano i guai non solo per Porto Empedocle, ma per una provincia intera, cominciano i guai per le famiglie coinvolte in quella guerra di mafia. Allora nessuno sapeva che proprio Giuseppe Grassonelli era stato coinvolto in quella strage e che è rimasto ferito, e proprio qui alle tue spalle lui si nascose sotto a una macchina e le sventagliate dei mitra degli uomini di Cosa Nostra non lo beccarono, lo ferirono soltanto a un piede. Lui racconta tutto questo dalla sua viva voce, con una forte intensità emotiva, nel docufilm Ero Malerba. E adesso ascoltiamo il regista Tony Trupia. Ero Malerba, un docufilm che rivela già un successo di ampio rilievo, come testimoniato a Milano, a Roma, adesso l'approdo in Sicilia, a Porto Empedocle. Il regista, l'autore, Tony Trupia. Beh, io sono molto emozionato. Porto Empedocle è stata una scelta molto travagliata, però alla fine abbiamo convenuto che non poteva esserci altro posto per far proporre, ecco, per la prima volta al pubblico, un pubblico non selezionato, non scelto come quello dei festival dove già il film è stato presentato, Ero Malerba, proprio perché qui a 50 metri da questo cinema è cominciato tutto, comincia la storia raccontata in questo film. Io ci tengo a sottolineare una cosa: il film fa i conti con quel passato, fa i conti con quello che è successo 30 anni fa, proprio 30 anni fa. È avvenuta la strage poi che ha in qualche modo segnato l'inizio del percorso criminale e umano di Giuseppe Grassonelli. Però è un film che sostanzialmente parte da quello per parlare del presente, e credo che la scelta di fare a Porto Empedocle questa proiezione, di proporre qui il film, si carichi di un senso ulteriore, proprio perché io sono convinto che andando a toccare con mano, soltanto andando a toccare con mano certe ferite, si può cominciare poi a fare in modo che si rimarginino. Evidentemente questa è una storia che ancora fa male a questa città, fa male a tutto il territorio, perché poi quello che è successo a Porto Empedocle che noi raccontiamo è soltanto un episodio cruciale di qualcosa che era molto più vasto e molto più diffuso in tutta questa zona. Però ecco, si lascia intuire in questo racconto che le cose possono cambiare, ed è molto interessante che una figura come quella di Grassonelli, che è stato uno dei criminali più accaniti di questa vicenda, abbia fatto un percorso di cambiamento come quello che si racconta nel film, sia di Porto Empedocle. Ecco, lascia intuire che la realtà di questi posti in qualche modo è cambiata e continua a cambiare, nonostante le circostanze poi spesso lasciano intuire che delle difficoltà ancora ci sono.